Le dalie sono un mondo e il mondo è adesso l'estate. E siamo all'ingresso di Parco Giardino Sigurtà. Questa è una splendida dalia American Sun, lo dice la parola stessa, sole, giallo, uno dei tanti colori che caratterizza il mondo delle dalie. Venite a scoprirle con me. Siamo nel viale delle aiuole fiorite. Qui vicino a me una dalia contrast, è un'altra tipologia, un'altra varietà di dalia, il fiore che caratterizza l'estate. Pensate che le dalie erano molto in voga nei giardini di fine Ottocento, ce le ricordiamo nei giardini delle nostre nonne. E di nuovo, ancora una volta, Parco Giardino Sigurtà riprende una varietà antica per farla diventare moderna e colorata, sempre grazie a tanto studio, tanta ricerca e sempre dandoci qualcosa di nuovo. Le varietà di dalie all'interno del parco sono più di una trentina, partono dai piccoli fiori, da una fioritura precoce di fine maggio, ma coprono in realtà tutta l'estate, dai fiori a margherita alle dalie a pompon con una geometria perfetta, quasi da alveare di ape, a dalie con fiori doppi, a dalie con fiori molto molto grandi. I colori dipendono ovviamente dalle varietà, si va dal bianco al rosa, al rosso, ma poi ai colori squillanti come il giallo e l'arancione. È una pianta che è un fiore che non ha bisogno di tanto, ha bisogno di essere ben drenato perché la sua radice in realtà è un tubero che non deve marcire e ha bisogno di tanta luce, almeno 4-5 ore di esposizione. Ecco perché in questa parte di viale ci sono le dalie già più fiorite, le troverete quasi verso l'eremo. Questa splendida varietà di dalia è una Lady Darlene, meravigliosa, sembra quasi pettinata, è una delle mie preferite. Varietà di dalia di questo colore giallo squillante che è solo all'inizio, pensate, guardate quanti boccioli che tra l'altro differenziano molto tra di loro, quindi da quello più chiuso, quello semiaperto, estremamente decorativi. Questa varietà di dalia diventerà molto alta, più di 1 metro di altezza, quindi qui è ancora un pochino la mia altezza ma poi mi supererà, non ci vuole molto, e diventerà con dei fiori molto grandi, dai 22 pensate ai 28 centimetri. Ma le varietà di dalie decorative scelte per il nostro giardino non sono a caso, la maggior parte hanno fiori grandi e appariscenti perché emergano in questi grandi spazi verdi e brillanti, quindi da lontano si può già vedere le dalie che ci possono colpire, in particolare quelle con i fiori più grandi. Anche queste non perdetevele, comunque la fioritura delle dalie va fino all'autunno inoltrato, per cui l'estate sì, ma anche i colori dell'autunno in pandan con i fiori grandi di dalia. All'ingresso di Parco Giardino Sigurtà e a proposito di grandi fiori, ecco delle dalie veramente importanti, appariscenti, con questo fiore che sarà quasi di una ventina di centimetri, cresceranno ancora, per cui non perdetevele, perché poi all'interno di questa macchia così color crema c'è qualche intruso sempre molto grande. Questa invece è una varietà di dalia pompon, chiamata così proprio per la sua forma, vedete, più compatta, più rotondeggiante e davvero quasi geometrica, perché mano a mano che si aprono i petali diventa sempre più corposa. È un pochino più piccola ma sempre molto appariscente ed alta. È all'ingresso di Parco Giardino Sigurtà.